Sulle risorse idriche sempre in netta diminuzione, che al momento stanno causando diversi tagli nella distribuzione ai cittadini in Sicilia e in particolare nella provincia di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, il governo Schifani, su proposta del Presidente della Regione, ha approvato il secondo aggiornamento del piano di gestione delle acque del distretto idrografico siciliano per il periodo 21-27. Il documento è stato predisposto dall'autorità di bacino della Presidenza della Regione. Nello scorso mese di ottobre aveva già ottenuto il via libera dal Governo nazionale. Il piano di gestione, approvato la prima volta nel 2010, aggiornato nel 2016, è lo strumento con il quale si individuano le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi comunitari di qualità delle acque, sia superficiali che sotterranee, includendo le azioni da condurre per garantire una gestione sostenibile in termini quantitativi e qualitativi delle risorse idriche. Il documento è frutto di un lungo e accurato studio e di un'intensa attività condivisa con tutti i soggetti interessati alla gestione dell'acqua, nonché con tutti i portatori di interesse attraverso numerosi incontri fatti sul territorio promossi dall'autorità di bacino. Tra le misure più importanti da raggiungere gli obiettivi ci sono la riduzione degli scarichi civili e industriali, l'inquinamento in agricoltura da prodotti di fertilizzanti e fitosanitari, il recupero morfologico della qualità dei fiumi, l'uso razionale delle risorse, compreso il riutilizzo delle acque reflue, l'applicazione delle norme contro gli eventi siccitosi. I contenuti del piano dovranno essere attuati da tutti i soggetti competenti in materia di utilizzo delle risorse idriche. Il prossimo aggiornamento sarà previsto nel 2027.